Lo scontro sul piano casa, approvato il 29 novembre scorso dalla Regione, al momento sembra senza possibilità di soluzione. I sindaci dei capoluoghi si sentono espropriati della capacità di decidere il destino dei territori dai loro amministrati. La Regione invece difende il provvedimento a spada tratta. Diciamo che c'è una invasione della Regione nelle competenze attribuite ai comuni dalla legge dello Stato. E la legge dello Stato, aggiunge Orsoni, attribuisce da sempre ai comuni la pianificazione territoriale. Una legge regionale che neghi ai comuni questa capacità, questa possibilità, è certamente una legge che confligge con la Costituzione. Zorzato inizia con ricordare che il presidente Piano Casa ha dato lavoro a 7.000 aziende e a 11.000 lavoratori, poi si dice pronto a confrontarsi con i sindaci e quindi anche con Orsoni, ma bolla come fantasie le accuse che arrivano dai comuni. Il piano casa, al di là del ponte di Calatrava, non si può usare perché tutti i fabbricati di Venezia sono vincolati. Allora, per cortesia, possiamo criticare, ma non raccontiamo delle favole facili per disturbare la tranquillità dei nostri cittadini. Il Comune di Venezia ha preparato delle simulazioni che mostrano come il piano casa sarebbe impattante sulla città. In terraferma la zona verde è quella attualmente edificata, quella rosa è come potrebbe diventare. In un'altra simulazione si vedono in rosso le abitazioni che potrebbero diventare strutture ricettive con un semplice cambio di destinazione d'uso. Ma Zorzato replica che molti comuni, Venezia compresa, stanno chiedendo di raddoppiare la loro cubatura. O ci diciamo tutti che c'è crisi economica e che non c'è richiesta, e allora la legge sul consumo di suolo che stiamo discutendo in Consiglio è lo strumento dove assieme dobbiamo ridurre il consumo di suolo. Ma per ridurlo devi non prevederlo. Ma dal Comune annunciano battaglia su due fronti. Il primo prevede una proposta di legge regionale che modifichi quella denominata piano casa e il secondo punta più in alto. Segnalare al governo i motivi di incostituzionalità di questa legge per chiedere al governo di impugnarla